Appuntamenti in agenda per martedì 20 dicembre. A Campo Ligure ha riaperto il famoso presepe meccanizzato nell'oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco. È aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Il presepe di Paggi, sulle alture di Carasco, è aperto dalle 15 alle 19.30. La natività è allestita all'interno di un vecchio frantoio. I personaggi sono quasi tutti fatti a mano e ricordano la storia e le tradizioni del posto. Una mostra fotografica è allestita nel foyer dell'Auditorium San Francesco di Chiavari, promossa dal gruppo Dopolavoro Ferroviario e dall'Associazione O Castello. L'apertura dalle 16 alle 19. E sempre dalle 16 alle 19 a Palazzo Rocca di Chiavari sarà aperta alle visite la mostra Antartica 2020, immagini della spedizione esplorativa, alpinistica e scientifica nella penisola antartica. La mostra di Rubens, allestita a Palazzo Ducale, sarà presentata dalla curatrice Arecco. Alle 17.30 in sala polivalente Anna Orlando svelerà e racconterà i capolavori esposti a Genova. Corsari, dalle origini ai giorni nostri, storia dell'Unione Sportiva Sesti Levante 1919, è il titolo del libro scritto da Nicola Caranza e che sarà presentato alle 18.30 a Palazzo Fasce. Modera Joel Capello. Alle 21 al Teatro di Sori incontro su Vivere nella legalità, solo è il coraggio, con gli alunni del liceo Davigo Nicoloso d'Arecco, tra i relatori Roberto Centi, presidente della Commissione regionale antimafia. Alle 21 nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure farà tappa il tour europeo House with the Sound, spettacolo gospel del gruppo americano Nate Martin and Singing in God's Name. E infine concerto di Natale a Zoagli. Alle 21.15 nella chiesa di San Martino si esibiranno le soprano Chiara Bisso e Sandra Pacetti insieme al coro polifonico e all'orchestra Canticorum Jubilo.